che tra le altre cose sarà 5-6 giorni che non vedo, dopo l'ultimo tentativo di telefilm ha abbassato un po' le penne. Ultimamente non si è fatto vedere molto, però speriamo che arrivi, anche perché noi siamo molto ansiosi di vedere... Esagerata. Arriva sempre con delle pettinature che i fratelli Bundi sono degli scemi in confronto. Grazie. Ci sono dei buon gustai stasera. Sì. Salve Gaspare! Commissario, Cos'è? scusi, stavolta Sì. i capelli che cosa ha fatto? Ho avuto un incidente tremendo. Un incidente? Ero in campagna, un ubriaco mi ha investito con la moto. E chi era? Il dottor Pep, succo di amaro Montenegro, mi ha tirato il socio. Senta, Adesso la curo io. commissario, l'avrà preso per un cavallo. Cosa fai, lo spiritoso? Con quel naso lì? Si faccia i fatti suoi. Sì. Cosa è venuto a fare? No, questo sono venuto a settimana? chiederti un consiglio, Sì. Gaspare, perché siccome adesso, visto il successo dei precedenti telefilm, mi hanno scritturato per una nuova serie. Un'altra? Sì, ma questa è una cosa diversa, perché è piena di mezzi, è una serie spaziale. Spaziale? Sì. È un telefilm spaziale? Sì, sarebbe in pratica come la storia del dado nello spazio, lì di Roger, no? Quale caso? È la versione italiana del dado nello spazio. E come si intitola? Odissea 2001, una brioche nello spazio, si chiama questa, sì. Ah, ho capito. È una storia di un cornetto che viaggia E questo è lei il protagonista. Sì, io sono il protagonista. Allora facciamo il telefilm spaziale. Sì, mi devi dare dei consigli perché se no Ma non so cosa certo. fare. Allora, per prima cosa ci vuole la navicella spaziale. È giusto? No, Lei vabbè. decolla il telefilm incomincia con il commissario Zuzzurro che parte dalla centrale per andare sulla Luna. È il primo commissario che va sulla Luna. Sì, gli altri vabbè, siamo sì. D'accordo? pratica Allora, facciamo così. Ma non posso essere già sulla Luna. No, questa questa è la sua navicella spaziale. Questa è la sua navicella spaziale. è così, è fatta così. È così. È una navicella di Paolo Arredamenti. Sì, è una navicella spaziale. Una Questa navicella. è la sua splendida navicella spaziale. Benissimo. Lo Sputtle. Cos'è che si chiama? Sputtle. Lo Sputzel. È un misto fra lo Sputnik e lo Shuttle. Lo Sputtle. Chi è che guida lo Sputzel? Il commissario Zuzzurro, sempre lui. No, Se va adesso sullo cosa sta Sputz. facendo, scusi? Mi siedo sulla navicella. Non ho mai visto un astronauta che da che mondo è mondo arriva a Cape Canaveral che fa e si siede sull'astronave. Le astronavi stanno in cima a una scala, a un Sì, pilone. vabbè, ma qui è solo... Deve farlo capire. Allora come fanno a capire che lei è su un'astronave se non fa la salita sulla rampa di lancio? già se la sedia la vedevano sospesa e dicevano chiaro. che astronave. E invece così di non lo una capiscono. sedia. Già. Si mette il casco. Come mi metto il casco? E gli astronauti hanno il casco, no? Hanno il casco. Si mette il casco. Cask. Cask. Ancora? Commissario, non faccia lo continua a spiritoso. cadere. Cask è il rumore del casco che si infila. Casco pensavo che... Giù la visiera. Giù la visiera. String. A te. E adesso per cortesia saluti la folla. Io parto. Così applausi. Ma pensa a te. Vado sulla Luna mettendo in periglio la mia vita e loro applaudono. Ed ecco il commissario Zuzzurro che sta per salire sulla navicella spaziale. Lo vediamo avvicinarsi e fare una cacchiata pazzesca. Cosa sta facendo? Questa non è una prinzinca che apre la portiera. E sono abituato. L'è abituato male, deve salire la rampa. Salga la rampa. E non prenda l'ascensore perché è guasto. Ci pareva te. Salgo la rampa? La rampa. Questo per lei salire la rampa? Le scale strettissime. Commissario, le rampe dei missili sono fatte così, le devi fare... Senti, già che sei giù tu, parti tu, va. No! Parta lei! Vada, forza! Riuscirà il commissario Zuzzurro a tornare vivo da questa in impresa? ospedale, se va avanti così sì. Riuscirà a tornare vivo da questa impresa che ha visto già 15 commissari morire prima di lui? Riuscirà per la prima... Cosa? No, commissario, è inutile, dove va? Venga qua e ricominci. Faccia conto di essere già sulla rampa di lancio. Sono sulla rampa di lancio. E il commissario cosa fa? Apro la navicella. Non si apre così la Chiudo navicella, la navicella. è già aperta. È già aperta. Entri. Ah, la prinzinca è sempre chiusa, la Questa navicella è è già sempre aperta. aperta, entra. Chiuda. Cosa chiude? La navicella, vuole partire con la navicella chiusa. Ah, pensavo fosse una navicella cabriolet. No, non è cabriolet, la chiuda per cortesia.
Chiudo. Chiusa. Dove mi avranno messo la porta stasera? Dove vuole che sia la vicenda. c'è? Non ha mai letto i fumetti, non ha mai visto i film di fantascienza che fanno così. Ah, ce l'hanno sopra la... Struccapel. Ah, come la strucca. No, cappel quando si apre, struccapel quando si chiude. Ha richiuso? Accenda, struccapel. Forza, accenda. Accenda. Cosa fa? Cosa fa? Che sia pedali? Scusi, commissario, lo sappiamo tutti quanti, lo sappiamo proprio tutti come parte una navicella. Poi lo Sputton parte in una sola maniera e lo sappiamo tutti. Tra l'altro, allacci la cintura di sicurezza a lei e al suo animaletto che porta con sé. Lei ha la mascotte. Alla mascotte? Sì. Mi porto dietro la famosissima papparuga. No, questo è il maschio della tartaruga, della papparuga. Ah, il maschio? Sì, il tartarallo. Cosa fa? Cos'è il tartarallo? È il maschio della papparuga. Il tartarallo, Ah, quello che... che è un misto fra la tartaruga e il pappagallo. Mentre la papparuga parlava lentamente, il tartarallo parla tartagliando. Vuole partire o no? Sì, un attimo. A riscapello. A riscapelle. Il pomolo. Adesso deve fare l'accelerazione di gravità. Come devo fare? Quando gli astronauti partono fanno... E si mettono così, può farlo anche lei. L'aiuto io. No, faccio io. Si alzi. Si sieda. Pronto? Ed ecco il commissario Azzurro che parte. Ed ecco il commissario che è partito. La partenza è venuta benissimo. E il commissario Zuzzurro volava nello spazio. Dove si volavo? Nello spazio. Così? Sì. Te che culo che ho, va! E fece la sua prima chiamata a terra. Chiami terra. Terra! No, col telefono. Terra! Chiami. C'è un difetto nel Attento, seggiolino! commissario. Rita, Rita, Chi è? Dov'è? C'è anche Rita? Rita. Chi è che ha portato Rita? Guarda, anche i marziani hanno la tosse. Rita. Dov'è Rita? Rita. Sono le meteoriti. E dillo prima, non ci siamo! Rita. Telefoni. Pronto? Pronto centrale? Sì, c'è qui Rita. Sì, no, sto andando sulla luna. Sì, no, sì, ce l'ho qua la brioche! Va bene! Salve! Ci vediamo! Si sta guastando. Questo è un pezzo che avanza dell'astronave. Si sta guastando a Patunghed. C'è un partito. Trund. No, più a terra di così non riesco ad andare. No, è allunato. Sono? Allunato. No, sono un po' incazzato, ma lunato non... È allunato, adesso esca ed è sulla Luna. È il commissario Zuzzurro in diretta dalla Luna, primo uomo commissario sullo spazio. Lo vediamo uscire lentamente dalla sua Sputnik. È un attimo in difficoltà per via della tuta in amianto che lo vediamo indossare. Ed ecco che indosso? la tuta in amianto. Ah, ecco perché sono così impacciato. Ed ecco il commissario che esce dall'astronave. Boia, ragazzi. Picchia contro il muro dell'astronave, apre la porta. Riscapel Ed esce. Cosa fa? Cosa sta facendo? Sono sceso. Ma lei non ha mai visto i film sulla Luna? Sì. Come camminano sulla Luna? Sulla Luna non camminano così, commissario! Sulla Luna manca la gravità!
Sulla Luna non c'è la gravità, quindi sulla Luna camminano. Hai preso la magnesia? No, no. Deve fare la camminata così. Cammini e chiami terra intanto per cammini. Il commissario non sta pestando delle cacchine, commissario, sta camminando sulla Luna. È così. Pronto? Centrale! Sono qui sulla Luna! Sì, no, la prossima volta mettetela la gravità, che manca qui! Sì! Ce l'ho qua la Brioche! T'ho detto! Non farmi girare gli asteroidi, va bene? Ciao, ciao! Forza, cammini. Oh, un cratere, giriamo a sinistra. Dov'è il cratere? Era a destra, giri a sinistra. Oh, un cratere, giriamo di nuovo. Questa è una gincana, non è la Luna. C'è la pubblicità. Anche sulla Luna? C'è la pubblicità. Mi spiace, ma c'è la pubblicità. Sulla Luna? Sulla Luna c'è la pubblicità. Facciamo la pubblicità sulla Che Luna. pubblicità vuole fare? A me, nessuna io. No, lei deve fare una pubblicità. Ce n'è una scelta? No. Deve averla una scelta, per cortesia, si faccia venire in mente una pubblicità. Qui. Scusate, non ho capito. Sono sorrette. Quali sorrette? Ciniquetta. Sì. Ciniquetta. E faccela te la pubblicità, faccela. Che pubblicità devo fare io? Vabbè, dai, ho già capito, devo fare la signora Gina, va. Ma non so che pubblicità fare. Vai. Allora, facciamo la pubblicità del nostro sponsor. Ecco la signora Ma non seduto! Lo dica Insomma. anche lei. Anche sulla Luna dicono, Madonna. Tam 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 tim tum tam tim tam tam tirulirulim tum tum tam 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 tam. È arrivato anche qui. Sì, lei deve fare quello dei galletti hamburghesi. Devo fare anche quello che... Quello che arriva Ecco così. perché camminavo così. Sì, prima. esatto. Lei è sulla Luna e sta arrivando a casa. Forza. E quello che dice buon Quello gusto. dei galetti è pure di camminare è finito giù la Luna. Dai, si sbrighi. No, con i galetti ce l'ha la gravità. Apra la porta. Apro la porta. Puttana! Cosa? E mia moglie a letto con uno! Ma lei se ne deve fregare! Come mi devo fregare? Entro dentro trovo mia moglie a letto con Lei deve dire, mia moglie è a letto con uno, ma chi se ne frega? Belli galletti hamburghesi. Lei deve fare così, deve dire buon gustai. Ah, non solo Forza! non solo vende galetti. Oh, che belli! Non ci riesco con mia moglie nuda, non ci riesco. Non ci Lei deve riesco, è più forte riuscirci. di me. Lei deve riuscirci, deve dire la parola d'ordine, deve dire. Torin tom tom tam tiro din tim. Oh, i miei galletti hamburghesi, buon gustai! A chi? E a loro due, che io vado in giro come un piro, loro due invece guarda cosa fanno! Ma come Guarda cosa fanno che questi sistema lì. è? Allora risalga sulla sua astronave. Risalga sulla astronave. Andiamo. Risalga. Ed ecco il commissario Zuzzurro che è dopo questa missione fantastica di ritorno sulla Terra. Ma purtroppo l'astronave si guasta. Come si guasta, scusa? Poteva guastarsi prima di andare su. No, è guasta adesso. E io la Ma cambio. per fortuna... E io la cambio l'astronave, se guasta la cambio. No, ma per fortuna interviene il fedele Gaspare. Sempre pronto? Pronto? Centrale? Si è guastata l'astronave! No, non so se torno! Gliela riparo io. La ripara Gaspare, te figurati! Sì, no, non ti preoccupare! Ce l'ho qua la Brioche, ho detto! Va bene, d'accordo! Sì, ci pensa Gaspare, non so cosa sia... Ti lascio, forse per sempre. Cos'è sta roba? È la nuova astronave del commissario Zuzzurro. Up! Ed ecco che l'intervento di Gaspare salvò, stop, il commissario Zuzzurro, stop, salga sul suo nuovo spazio. Ed ecco il commissario Zuzzurro che sale sull'astronave e di ritorno sulla Terra vittorioso perché ha espugnato la Luna. Ta 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 Va, come piccola, va!
come ti... Tarà, taradadadadadà. Fine della prima puntata. Cosa finito? Ma sei scemo? È fine della prima puntata. Sei matto? Come sono matto? È finito nella prima puntata, è finito. Va quanti soli che ci sono sulla luna. Va! Commissario, è finita la prima puntata. Pronto, centrale? Sì, sono qui. Sì, e sono... Mandatemi qualcuno a salvarmi. Non so cosa fare. Sì, t'ho detto di sì. Ce l'ho qua la brioche, t'ho detto. Commissario, Mandatemi... vuole qualcuno che la salvi? Sì, vieni a aiutarmi. Allora urli, Gaspare, mi aiuti! Gaspare, Vai, mi piuttosto aiuti! sto qui. Gaspare. Scendi. Gaspare, mi aiuti! Commissario, sto per arrivare, non sente la musica che arriva? Il prossimo telefilm lo voglio fare in miniera. Su. Gaspare. Oh mio Dio, cosa vedo? Commissario, arrivo in sua salvezza. Oh mio Dio, no! Dopo i galletti hamburghesi questo no! Vai via, pronto, centrale! Commissario, sentiva la mia mancanza? Tanto, Gaspare, tanto! Ma guarda, Sei contento finalmente? Sì, Gaspare! Abbiamo finito il telefilm sulla Luna, commissario. Prima parte, ma finisce. Vai, Possiamo andare? Andiamo che è meglio. Lei è la sua brioche, commissario! C'era qua la brioche! Frega niente di sua brioche! Per cortesia, Igor, portaci via! C'è! No, per favore! L'astronave Che io vorrei no, sapere tu non una mi puoi altra lasciare lì. roba. Che perché io lo lascio Sento cosa io, ti faccio la prossima volta?